Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Fuori dalla giunta regionale la DC di Totò Cuffaro, Schifani revoca le deleghe ai due assessori dello scudo crociato, Nuccia Albano e Andrea Messina. Dure le opposizioni che chiedono le dimissioni del governatore. Incidente mortale sulla Palermo Agrigento, 2 morti e un ferito, ancora da chiarire la dinamica, viabilità in tilt. Catania, ladro tenta un furto e si arrampica sul tetto di una palestra ma precipita e muore. La tragedia è al polifunzionale di via Zurria. Mezzi pubblici a Catania, tempi di attesa oltre 30 minuti per Cibali, più di un'ora a San Giorgio. I catanesi preferiscono l'automobile che accrescendo il consueto caos nelle vie cittadine. Natale in anticipo, sempre più italiani contagiati dalla febbre da Dobby già a novembre, non solo vetrine e negozi ma anche in tante case. Quest'anno l'area delle feste arriva prima. Calcio Serie C, quinta vittoria nelle ultime 6 partite per il Catania che doma la resistenza dell'Altamura. La squadra domani riprenderà la preparazione in vista del match di sabato a Casarano. Bentrovati, abbiamo avuto qualche problema con i titoli, comunque avete sentito in apertura c'è ancora la politica regionale, il presidente della regione Schifani estromette la DC di Totò Cuffaro dalla giunta di governo e tiene le deleghe ad interim, ma le opposizioni sono dure, dicono questo non basta e chiedono un passo indietro da parte del governatore. Manlio Viola. Andrea Messina e Nuccia Albano, i 2 esponenti della DC di Cuffaro in giunta regionale, non sono più assessori. Il presidente della regione, Renato Schifani, alla fine ha preso questa decisione e l'ha comunicata alla conclusione della giunta di governo, convocata per le 13 e finita alle 15. La giunta ha fatto anche altre cose, ma l'attenzione era concentrata tutta su questa decisione. Per il governatore una scelta di trasparenza e di rispetto verso i siciliani, perché quel che emerge dall'inchiesta e sul ruolo di Totò Cuffaro rende il partito incompatibile con la permanenza in giunta. Ma Schifani ci tiene a precisare che non è un giudizio sulle persone, siano essi assessori o deputati dalla DC ai quali riconosce realtà politica. Il governatore tiene ad interim le deleghe a enti locali, personale, famiglia e lavoro, ufficialmente non lo dice, ma pensa di riassegnarle solo col nuovo anno dopo che sarà stata approvata la finanziaria. Non è un caso che Raffaele Lombardo, che solo ieri parlava di azzeramento della giunta, oggi aggiusta il tiro e dice di essere stato male interpretato. Ribalta la palla sui partiti della coalizione che devono fare le scelte più opportune. Chiaramente punta ad un secondo posto in giunta che in realtà chiede da tempo. Inevitabilmente arrivano le critiche delle opposizioni. Per il PD si tratta solo di un'operazione di maquillage, ma il sistema di potere resta identico. I 5 Stelle dicono che non può certo bastare. Per Fabrizio Micari di Italia Viva c'è da chiedersi con quale coraggio si caccino Albano e Messina si tenga San Martino, mentre Ismaele Lavardera, leader di Controcorrente, annuncia per domani una conferenza stampa insieme alla forzista Margherita La Rocca Ruvolo per raccontare altri passaggi dell'inchiesta che riguardano Agrigento e si dice sconvolto dai giudizi proprio sulla collega forzista. E adesso la cronaca, tragico incidente sulla Palermo Agrigento, 2 morti e un ferito, questo è il bilancio, ancora da chiarire però la dinamica. Roberta Lunghi. 2 morti e un ferito, il tragico bilancio dello scontro fatale sulla statale 121 Palermo-Agrigento nel territorio di Vicari, nel tratto in cui è presente un cantiere per i lavori di ammodernamento sulla scorrimento veloce. L'impatto violento tra un furgone Iveco e una Peugeot Station Wagon. A perdere la vita il conducente del furgone, il 40enne Francesco Celauro, e il 61enne Francesco Cascino, che invece era al volante dell'auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno chiesto l'intervento di un elicottero per trasportare in ospedale l'unico superstite, un uomo di 39 anni, collega di Celauro, e gli agenti della Polizia Stradale di Lercara Fridi per la ricostruzione della dinamica. L'ANAS ha comunicato l'interruzione della viabilità nel tratto coinvolto dall'incidente per consentire ai poliziotti di eseguire i rilievi con l'istituzione di un percorso alternativo verso strade provinciali.
A Catania si arrampica sul tetto della palestra per trafugare una grondaia, ma poi precipita e muore. La tragedia al polifunzionale di via Zurria. Sentiamo Tonino De Man. Si era arrampicato sul tetto del polifunzionale di via Zurria per rubare quel che resta in una struttura già più volte depredata, ma un passo falso gli è costato caro, carissimo, pagando tutto con la morte. Un uomo è stato trovato senza vita sugli spalti della palestra dove ieri sera fino a tardi si era giocata una partita di pallacanestro. Fatali il cedimento del controsoffitto ed un volo da un'altezza di oltre 10 metri. Secondo una prima ricostruzione della polizia, la vittima avrebbe tentato di rubare una grondaia. A fare il macabro ritrovamento è stato un addetto alla polizia, come conferma il custode dell'impianto. Aprendo qua la porta del palazzetto si è reso conto che c'era questa persona a terra, sanguinante. Lui in realtà all'inizio era convinto che l'avevano picchiato, magari perché qua troviamo di tutto, barboni, tossici, siamo veramente nelle mani di nessuno. Invece in realtà poi accendendo le luci si è reso conto che c'era un buco sul tetto e in realtà praticamente questa persona era caduta dal tetto. Si muore per pochi euro e si riaccende la polemica sulla scarsa sorveglianza del polifunzionale. Qui è diventata la terra di nessuno, furti di qualunque genere, atti vandalici di qualunque genere e anche consumo di stupefacenti, atti sessuali. Con un sistema di videosorveglianza magari si sarebbe beccato prima, andava punito per come dice la legge. L'uomo, morto presumibilmente sul colpo, era privo di documenti. E adesso vi mostriamo l'appartamento del Dottor B, il falso centro medico allestito da questo studente fuori corso di medicina che sui social promuoveva i suoi interventi a base di botulino e acido ialuronico e che è stato denunciato per esercizio abusivo della professione. Adelaide Barbagallo. Eccolo l'appartamento in cui uno studente di medicina fuori corso aveva realizzato a Catania un ambulatorio di medicina estetica sprovvisto di qualunque autorizzazione. Qui il giovane, che sui social si faceva chiamare Dottor B, denunciato dai carabinieri del NAS per esercizio abusivo della professione, eseguiva trattamenti estetici a base di botulino ed acido ialuronico, filler labbra, rinofiller, a prezzi competitivi. Ignari i pazienti che si lasciavano ingannare dall'aspetto dei locali apparentemente professionali e dai video del prima e dopo i trattamenti postati su Instagram e TikTok dal falso medico, che era in possesso di una partita IVA per esercizio di commercio ambulante. Durante la perquisizione i militari hanno rinvenuto confezioni ancora integre di botulino ed acido ialuronico, aghi, cannule, bende e nella spazzatura le sostanze già inoculate. Molti dei farmaci utilizzati sono risultati di produzione estera e privi dell'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dall'Agenzia Italiana del Farmaco, potenzialmente quindi perfino pericolosi. Sono state anche trovate le schede dei pazienti, i trattamenti eseguiti o da eseguire e il tariffario applicato, grazie alle quali è stato possibile ricostruire il giro d'affari di oltre 75.000 euro relativo al solo primo quadrimestre del 2025. I legali di Giovanni Parrinello e Lara Scandaliato, condannati in primo grado per l'omicidio di Antonio Titone, hanno chiesto la riapertura dell'istruttoria dibattimentale in appello. Parrinello pregiudicato e la compagna, entrambi di Marsala, sono stati condannati il 16 dicembre scorso dalla Corte di Assise di Trapani per l'omicidio del 60enne ucciso il 26 settembre 2022. Parrinello è stato condannato all'ergastolo, mentre la donna, 17 anni e mezzo di carcere. A poche ore dall'omicidio i carabinieri si recarono nell'abitazione di lui. Fu la donna a fare trovare i sacchetti con i vestiti usati quando venne commesso l'omicidio. E adesso parliamo di maltempo, pioggia, allagamenti e disagi, un film visto e rivisto che riguarda la città di Palermo. A Mondello, strade impercorribili, un albero cade nella zona del porto. Marco Gulla. È successo di nuovo. Non me lo dire, ti prego. Sì, è successo di nuovo. Piove e diverse strade di Palermo si allagano. Il temporale di ieri ha trasformato in fiumi alcune strade del capoluogo, come i quartieri di Tommaso Natale, Partanna e Mondello. E poi via Ugo La Malfa, dove si è sfiorata la tragedia a causa del sottopasso allagato. I vigili del fuoco hanno messo in salvo una famiglia con un neonato di 4 mesi che con l'auto era rimasta intrappolata nell'acqua. E l'acquazzone di questa mattina ha nuovamente mandato in tilt alcuni quartieri. Siamo a Mondello, nei pressi
pressi di Viale Galatea, quella che vedete alle mie spalle, è un'arteria che dopo il temporale di stamattina è divenuta praticamente impercorribile. Lamentele da parte dei residenti, ma la situazione però non cambia. Guardi quando io sposto le foglie cosa succede, va? Allagamenti anche nella periferia sud della città, un albero invece è caduto di fronte al porto. Per fortuna nessun ferito o danno. Un film visto e rivisto, i soliti problemi che attanagliano da decenni la città. E adesso andiamo a Catania, è inaugurato un parco nel quartiere di San Giorgio. Si tratta di un bene confiscato alla mafia che era diventato però una discarica abusiva. Adesso, grazie all'intervento di ripristino, si è trasformato invece in un'area a misura di bambini. È andata per noi Simona Mazzone. Eccolo com'era in un'immagine dall'alto che mostra un terreno abbandonato diventato una discarica abusiva di rifiuti, anche pericolosi. Ed eccolo invece oggi, completamente trasformato. Siamo a Catania, nel cuore del quartiere San Giorgio, tra le vie degli Olmi e del Faggio, dove quest'area confiscata alla mafia è stata consegnata ai cittadini dopo un intervento di restyling finanziato con fondi europei del PNRR per circa 177.000 euro. Si tratta di un'area di oltre 1.000 metri quadri su 2 livelli, una parte dedicata al verde, l'altra dedicata ai bambini con un parco giochi. L'intervento include anche l'impianto di irrigazione, l'illuminazione a LED e la piantumazione di alberi e arbusti, tra cui oleandri, ulivi e vilburni, e il parcheggio. Era una vera e propria discarica abusiva, era piena di amianto, sono stati fatti quasi 12 camion di amianto in discarica, sono stati conferiti proprio per bonificare l'area, c'erano carcasse di auto, c'erano oli esausti. Un bene tolto alla mafia apparteneva al boss emergente Sebastiano Fichera, ucciso nel 2008 per contrasti interni al clan Cappello. La restituzione alla comunità ha quindi anche una valenza sociale. L'area appena consegnata è già pronta dallo scorso mese di luglio. Il quartiere si sta prendendo cura di quest'area, non è stato assolutamente vandalizzato, anzi i ragazzi lo stanno utilizzando come spazio di aggregazione e come momento di condivisione, anche perché sono state abbattute le barriere architettoniche. Al progetto ha collaborato l'esperto del sindaco Michele Cristaldi, c'era anche il presidente del sesto municipio Francesco Valenti e i consiglieri, ma anche i commercianti della zona che si occuperanno della manutenzione e della supervisione dell'area. E restiamo a Catania per parlare invece di mezzi pubblici con tempi di attesa a volte veramente esagerati. Ci vuole più di mezz'ora per andare a Cibali, più di un'ora addirittura per andare proprio a San Giorgio, che vi abbiamo fatto vedere nel servizio precedente. Ecco perché i catanesi non vogliono rinunciare all'automobile, poi con il consueto caos che si crea in molte strade cittadine. Sentiamo. Un'ora e mezzo rispetto al 31. Era stanca pure perché sono anziana. Questa signora alla fermata AMTS di piazza Santa Maria di Gesù dà già una risposta al traffico caotico. I catanesi non si fidano dei mezzi pubblici e per questo non intendono rinunciare alla cara automobile. Risultato: strade intasate e sistema nervoso in tilt. Ci sono troppe macchine in circolazione, ha recentemente detto il comandante della Polizia Municipale Peruga, ma i cittadini cosa ne pensano? Lei prende l'autobus? No. Perché? Perché mi secca aspettarlo, perché faccio a piedi prima dell'autobus. Mezzi pubblici a Catania, poverini, fanno miracoli per il numero che sono e per quello che possono fare. Bisognerebbe incrementarli. Penso che bisogna limitare il traffico e utilizzare più la metro. Tempi d'attesa esagerati, 30-40 minuti per Cibali, oltre 60 a San Giorgio per aspettare il 525. Così, alle fermate, lo smartphone è un ottimo strumento per ingannare l'attesa. Sì, purtroppo sì, dobbiamo aspettare un po'. Da quanto tempo aspetta? Quasi un'ora. Fortunatamente abitando in centro lo prendo poco, però i tempi di attesa sono esagerati, molto esagerati. In questo momento penso che c'è parecchia sofferenza. Più che un cambio di passo è un passo falso all'agognata ricerca di una mobilità sostenibile. A Ragusa invece si accende la polemica sui ticket sanitari, €1,50 in più sui pagamenti digitali, una somma che non è richiesta in nessun'altra provincia siciliana. L'Unione Consumatori di Modica diffida l'azienda sanitaria locale e la regione. Veronica Barbarino.
A Ragusa curarsi costa 1,50 € in più se non paghi in contanti. È quanto denuncia l'Unione Nazionale Consumatori di Modica, che ha diffidato l'ASP di Ragusa e l'assessorato regionale alla salute per la commissione di 1,50 € applicata ai pagamenti digitali dei ticket sanitari. Una commissione che non esiste in nessun'altra provincia siciliana. Il direttore generale Giuseppe Drago ha spiegato che quella cifra non va all'azienda né alla banca tesoriera, ma al prestatore di servizi di pagamento secondo gli accordi con PagoPA. L'avvocato Antonino Di Giacomo, alla guida dell'Unione Nazionale Consumatori di Modica, non è d'accordo e richiama le norme nazionali che vietano ogni costo aggiuntivo nei pagamenti verso la pubblica amministrazione. Chiede pertanto l'eliminazione immediata del balzello, nuove convenzioni senza commissioni e l'intervento dell'assessorato regionale per uniformare le procedure in tutta la Sicilia. Se non arriveranno risposte, l'associazione è pronta a rivolgersi all'Antitrust, al Ministero dell'Economia e al Ministero della Salute. Una disparità che pesa su migliaia di cittadini, costretti a pagare più degli altri per lo stesso servizio sanitario. Sequestrati a Palermo dalla Guardia di Finanza oltre 10.000 labubu falsi. Il pupazzetto, diventato fenomeno del business disegnato da un artista di Hong Kong e venduto in tutto il mondo, ha invaso anche il mercato della contraffazione. Desiree Ferlito. Dal costosissimo pezzo da collezione venduto all'asta a Pechino per 130.000 euro alla carica dei 10.000 e oltre labubu fake scoperti dalla Guardia di Finanza di Palermo. Una cura tale da rendere difficile per un comune acquirente distinguere gli esemplari autentici da quelli finti. Loghi, colori e confezioni corredati da etichette e codici identificativi non conformi o del tutto falsificati. Il pupazzetto, diventato fenomeno del business, originariamente disegnato da un artista di Hong Kong e venduto in tutto il mondo dal colosso Pop Mart, diventato in poco tempo una vera e propria tendenza, ha invaso anche il mercato del falso. 7 le attività incriminate, tra cui un noto centro commerciale del capoluogo che avrebbe venduto almeno 3.000 degli iconici peluche brutti a un prezzo decisamente conveniente rispetto agli originali. Con poco più di 10 euro e una qualità più scarsa che difficilmente salta all'occhio di un non esperto, sarebbe stato possibile sentirsi una star del cinema o della musica sfoggiando un labubu. Denunciati i titolari dei negozi, i labubu falsi avrebbero fruttato sul mercato oltre 500.000 euro, cifra poco rilevante rispetto a un labubu pregiato e raro. Sicuramente questi pupazzetti fanno la gioia di tanti bambini ora che si avvicina il Natale. In realtà siamo soltanto a novembre, ma già in giro si respira l'atmosfera natalizia. Vediamo il servizio di Eva Spampinato. Dopo il 31 ottobre hanno scongelato Mariah Carey. Esattamente, it's time. È solo novembre, ma la magia del Natale sembra già aver conquistato tutti. Dalle grandi città ai piccoli centri iniziano a comparire le prime luci e le decorazioni natalizie sono già protagoniste di vetrine e interi reparti. E incredibilmente molte persone hanno già iniziato a fare l'albero. Come Sara Iello, insegnante di lingue e mamma influencer, che quest'anno ha battuto tutti i record. Pare che chi faccia l'albero prima sia più felice. Noi siamo fan del Natale e ogni anno facciamo sempre un po' prima rispetto a quello che dice la tradizione. Certamente stiamo un po' esagerando quest'anno. Ma Sara si trova in buona compagnia. Secondo una recente indagine di Facile.it, non abbiamo ancora attraversato l'autunno che quasi 2 milioni di persone hanno già fatto l'albero. C'è tantissima pressione, fare vedere che le decorazioni sono sempre più in pompa magna, ci sono anche i vari trend del Natale. Il mio per esempio sarà un albero di Natale con i colori tradizionali, un po' dello stile british e con i classici colori rosso, verde, oro. Complici il bisogno di conforto, la voglia di ritrovare un po' di serenità e la pressione dei social. Ma c'è anche questa tendenza, no, nel seguire i vari stili e i social ovviamente influiscono tantissimo. Forse anche un po' per questione di marketing. Le aziende già da settembre in realtà arrivano proprio anche dei comunicati stampa e si parla già del Natale. E dunque, arrivederci autunno, benvenuto Natale. Natale in anticipo per tanti, quindi. Allora noi adesso ci fermiamo, facciamo una breve pausa e ritorniamo tra poco con il calcio e con le ultime di Serie C e di Serie B. Vi aspetto.
Seconda parte del nostro giornale, ancora ben trovati. Adesso lo sport, il calcio. Partiamo dalla Serie C con il Catania che batte l'Altamura con le reti di Di Gennaro e Cicerelli. Rossazzurri in un ottimo momento sabato con il Casarano che è in crisi. Serve un altro step nella crescita che dura ormai da più di un mese. Marco Carli. 2 gol nel quarto finale di gara, numeri da record al Massimino, la testimonianza di un gruppo solido aumentata dalla prestazione di un giocatore come D'Ausilio. Suo l'assist per il gol di Cicerelli che ha l'intuizione di colpire col tacco da terra per far rotolare il pallone in rete. A proposito di intuizione, l'altra arriva da Di Gennaro che decide di restare in proiezione offensiva per qualche minuto e si fionda da attaccante vero sulla palla messa in mezzo da Casasola. Tocca di precisione per la rete che abbatte il muro dell'Altamura al 70° di una gara scorbutica. Ma i gol si fanno se porti più uomini in area avversaria. Noi a volte la riempiamo poco quando arrivano i cross o situazioni pericolose. Questa volta l'ha riempita Di Gennaro, è andata bene così. Adesso viene il bello o il difficile per i giocatori e per la società. Limare i dettagli, per il club far capire alla squadra l'apprezzamento ma senza arrestare la crescita. Di certo c'è la convinzione di aver costruito un gruppo vero che sarà arricchito a gennaio, ma sempre con i dettami della società, inserire profili che sposino appieno il progetto, come Corbario o Aloi per fare 2 nomi. Sicuramente un mediano che prenderà il posto in lista proprio dello sfortunato Aloi. A proposito di lista, per inserire un esterno si deve capire chi sacrificare, in caso fra i trequartisti. Stesso discorso vale per il difensore, equilibri di lista. Ma gennaio è ancora lontano, ora c'è un'altra tappa. Il Casarano neopromosso che era partito molto bene e adesso ha frenato di botto. 5 sconfitte consecutive fra campionato e coppa. Il Catania sa che ogni avversario in C è tosto e difficile, ma l'obiettivo resta identico, un altro tassello verso il consolidamento, come è successo con l'Altamura. In Serie B invece crisi per il Palermo, 3 sconfitte nelle ultime 4 giornate, rosanero lontani anche dalla vetta, i tifosi tornano ad essere più che preoccupati. Marco Gulla. Lunedì nero. Il Palermo, dopo la sconfitta di sabato a Castellammare di Stabia, godrà di qualche giorno di riposo, considerato che nel weekend non si gioca per la sosta delle nazionali. Ma è un inizio di settimana da incubo per i tifosi rosanero che rivedono i fantasmi delle passate stagioni. Etichetta da corazzata ad inizio campionato e poi, come di consueto, errori strutturali che emergono, soprattutto nell'allestimento della squadra. Monza e Modena scappano e fanno punti, vetta sempre più lontana. Se non cambiare marcia sarà un campionato difficilissimo. Dobbiamo partire dal sottoscritto, ripartire, resettare, liberare la mente e cercare di andare più forte, perché quello che ci è mancato oggi è stato quello. Poi sicuramente dobbiamo far meglio quando abbiamo la palla e cercare di costruire qualche occasione da gol in più. Occasioni da gol che il Palermo non ha avuto, almenti contro la Juve Stabia, nemmeno un tiro in porta. Poi Ampallo mai servito, Brunori poco efficace, centrocampo arido e senza luce. Al ritorno dalla sosta il Palermo sarà ospite dell'Entella. Facciamo un'altra pausa, tra poco le ultime notizie. Non ci sono aggiornamenti, questa edizione del TG Sicilia termina qui, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata.